Riconferma piena per Di Rara Pianta 2019, da tutto esaurito davvero. Nel pomeriggio di domenica un fiume in piena di oltre 15.000 presenze in totali, tali da far esaurire il materiale divulgativo che veniva distribuito in entrata ai Giardini Parolini. Compagnie di stranieri che uscivano con piante e arbusti acquistati ogni anno per un appuntamento immancabile. Molti momenti con le letture per i bambini, la pittura estemporanea, l'angolo degli scambi e del collezionista, degli antichi mestieri, con le erbe. Molto apprezzate anche le passeggiate guidate, la prima dedicata alle piante nelle sacre scritture, la seconda inerente ai nomi popolari delle piante e l'ultima il racconto del giardino attraverso vicende, amori e amicizie della famiglia Parolini. Il bilancio è positivo, il tempo ci ha aiutato abbastanza, l'afflusso è molto forte, gli espositori sono stati molto apprezzati, direi che c'è una buona qualità, soprattutto quello che viene detto da molti, c'è una grande aria serena di tranquillità. Come l'ha trovata? È bella come sempre, bellissima. L'aspetto che le piace di più? È l'ambiente in cui viene esposta. E che cosa ha comprato? Ho comprato questa bellissima pianta per mettere nel mio appartamento. È la prima volta che vengo qua e... Lei non è italiana. No, sono belga. E cosa le è sembrato di questa manifestazione? È molto bella, c'è molto diversità in tutte le piante, ecco, c'è molto bello, insomma.